grandi gruppi finanziari internazionali al mondo. Nei primi anni 90 nei mercati finanziari si diffuse la convinzione che l'Italia, che era un paese che aveva un debito pubblico molto elevato, sarebbe fallita, non avrebbe onorato i propri titoli di debito emessi. Warren Mosler comprese che uno Stato che emette la propria moneta non può essere costretto al fallimento, perché se lo Stato emette lire e si indebita in lire non può finire le lire per pagare il proprio debito. Quindi diventò negli anni 90 il più grosso, con il suo fondo di investimento, il più grosso detentore al mondo di titoli di Stato italiani. La storia dimostrò che aveva ragione lui, perché quei titoli di Stato poi l'Italia li onorò regolarmente come lui aveva previsto, e da lì poi partì tutta la produzione scientifica di Warren Mosler e di tutti gli economisti cresciuti sotto la sua direzione nell'Università di Kansas City del Missouri, che è il posto che, come ha detto Bernard Lietaer, dove si raggruppa il maggior numero di economisti MMT. Il professor Alain Parguet, che è stato consigliere di François Mitterrand, uscì dallo staff di François Mitterrand negli anni in cui si stava introducendo l'euro in Europa, quando comprese che il disegno dell'euro era in realtà un disegno di un nuovo ordine, non era solamente un disegno economico, ma era un disegno di un nuovo ordine di governo di tipo totalitarista, dove la democrazia è sottratta alle popolazioni, e quindi l'euro era un pezzo di questo disegno. Matthew Forstater, che è l'economista che dopo il crack dell'Argentina nel 2001 lavorò come consulente del Ministero del Lavoro argentino alla creazione del Plan Jefes, il piano di pieno impiego adottato dal governo argentino, che applica diversi punti dell'MMT, e anche grazie all'aiuto di questo piano la disoccupazione in Argentina passò nel giro di pochi anni, parliamo di circa 3 anni, passò da circa il 50% al 12-13%. Paolo Barnard, che è il giornalista fondatore di Report, che ha introdotto l'MMT in Italia scrivendo il suo saggio Il più grande crimine nel 2010, poi revisionato nel 2011, dove in questo saggio Barnard spiega quali sono i fondamenti e le parti principali della MMT, e spiega che cos'è il disegno dell'Eurozona. E quindi con gli strumenti della MMT diventa poi il passaggio successivo, diventa facile capire come il disegno dell'Eurozona è un disegno di sottrazione della sovranità politica ed economica agli Stati, a vantaggio di un ristretto gruppo, una ristretta cerchia di nuovi rentieri finanziari. Quindi queste 4 persone sono le persone che hanno scritto il programma MMT di salvezza economica nazionale. Quando è stato scritto? È stato scritto dopo 2 summit MMT di Rimini 20 e 21 ottobre, Cagliari 27 e 28 di ottobre, con la partecipazione a Rimini di 1 migliaio di persone e a Cagliari di quasi 400 persone, che fanno seguito al primo summit MMT di Rimini di febbraio, con la presenza degli economisti MMT, e anche quel summit completamente autofinanziato dagli oltre 2000 cittadini aderenti. Allora, il programma MMT come è strutturato? Vediamo, ci sarà una rapida panoramica su quello che è l'Eurozona, l'economicidio che stiamo vivendo e la exit strategy da questa situazione. Parliamo un attimo di quali sono gli obiettivi del programma, quali sono i capisaldi della MMT, appunto andiamo a approfondire poi qual è la exit strategy e i 10 punti fondanti della politica economica MMT.
Dunque, partiamo quindi da un riassunto su che cos'è l'Eurozona e che cos'è il sistema euro. Nell'Eurozona tutti gli stati che aderiscono al sistema Eurozona sono stati che hanno rinunciato alla propria sovranità monetaria, sono stati che non emettono la propria moneta, ma la prendono in prestito e la utilizzano per poterla spendere, e chiaramente avendola presa in prestito devono poi restituirla. La prendono in prestito da chi? Dalle banche, da dei grandi gruppi finanziari che sono i soggetti che acquistano i titoli di Stato, molto semplice. È una situazione questa senza precedenti nella storia, in migliaia di anni di storia, perché l'elemento fondamentale dello Stato è la capacità di spesa. Se lo Stato non può spendere, lo Stato non esiste come Stato, perché lo Stato opera attraverso la spesa, e questo è molto, molto semplice e molto palpabile. Parliamo di qualsiasi tipo di spesa, a cominciare dalla bolletta della luce per questa sala che stiamo utilizzando adesso, quindi la cosa più banale che ci può venire in mente. Che cosa è successo quando l'Italia ha aderito all'euro? L'Italia aveva un debito pubblico pregresso che non era un debito reale così come lo concepiamo oggi, ma era semplicemente una riga contabile, era un'annotazione su un foglio contabile. Perché? Perché era un debito pubblico denominato in lire, l'Italia emetteva le lire e creava le lire e spendeva le lire, per cui quel debito non era un problema. Con la trasformazione di quel debito da lire in euro e la rinuncia dell'Italia alla propria sovranità monetaria, quel debito è diventato un vero debito da onorare verso dei soggetti privati. Quindi l'Italia, aderendo, e tutti gli stati, chiaramente legati poi alla loro rispettiva valuta, aderendo al sistema euro, ha effettuato questo passaggio, ha trasformato il proprio debito da debito di Stato in reale debito, come se fosse il vostro debito presso una banca che vi ha prestato dei soldi. L'indebitamento è diventato quindi insostenibile e gli stati con un risparmio privato più elevato si sono trovati a fronteggiare situazioni ancora più gravose. Questo di che cosa è figlio questo meccanismo? È figlio del fatto che nello Stato con moneta sovrana il debito pubblico si trasforma in risparmio del settore privato. Poi vedremo dopo un attimino più nel dettaglio questo passaggio. Per cui un paese con elevato debito pubblico come l'Italia era però anche contestualmente un paese che aveva elevato risparmio privato. L'Italia era il paese con il secondo miglior risparmio privato al mondo. Chi è che si è avvantaggiato di questa situazione? Se ne avvantaggia chi presta i soldi agli stati, rentieri finanziari, finanza speculativa, quindi le banche che comprano i titoli di Stato dell'Italia. Chi sono queste banche? Sono Deutsche Bank, sono Goldman Sachs, sono JP Morgan, Citigroup e così via. È un elenco di banche che vengono chiamate specialisti in titoli di Stato, sono le banche che comprano i titoli di Stato emessi dall'Italia all'emissione. Se ne sono poi avvantaggiate le corporations franco-tedesche, quindi i grandi gruppi produttivi franco-tedeschi, perché tutto questo sistema ha condotto, ed è quello che stiamo vivendo adesso, alla creazione di enormi sacche di disoccupazione e alla compressione graduale ma continua dei diritti dei lavoratori. Cioè, questo tradotto che cosa significa? Manodopera a basso costo. È semplicemente quello che è successo e che sta succedendo in Europa. Gli effetti sull'Italia quali sono stati? Il crollo della produzione industriale e dei livelli occupazionali. L'Italia si trova nel pieno di quella che è la più classica e più drammatica delle spirali deflazionistiche, cioè le imprese sono strangolate dalle tasse che lo Stato deve imporre perché deve rendere questi soldi a questi capitali privati, le imprese non riescono a vendere, le imprese licenziano, quando le persone vengono licenziate queste persone diventano dei disoccupati che acquistano ancora meno e il crollo del mercato interno fa sì che poi le imprese vendano
Sì, ecco, ne approfitto per chiedere questo, tutte le osservazioni se possiamo farle come chiudiamo. Okay? E quindi la spirale deflazionistica è questa, le imprese vendono, ci sono i disoccupati, il mercato interno crolla, le imprese vendono ancora meno e licenziano ancora di più, quindi la disoccupazione genera disoccupazione. C'è stato un crollo dei valori di mercato di società, di immobili e di imprese, adesso poi vedremo anche qualche dato. Allora, questo è l'andamento dei valori indice della produzione industriale per i principali paesi europei. Andiamo a vedere la media dell'area euro è questa, quindi prendendo come anno di riferimento fatto 100 il 2005. L'Italia, questo è il dato al 2012, neanche completo, in realtà quello attuale è ancora peggiore, ha il numero indice che è a 85 partendo da 100, mentre rispetto al 2005 sul 2001 era il paese con il numero indice più elevato. La Germania invece, fatto 100 del 2005, passa da 95 del 2001 a 110 del 2012. Questi sono i dati della disoccupazione, i dati Istat, quindi siamo passati, abbiamo una crescita che è esponenziale, oltretutto qui non compaiono tutte le enormi sacche di lavoratori che formalmente figurano come occupati, ma in realtà non sono produttivi, cioè i lavoratori in cassa integrazione non figurano qui dentro, però in realtà non stanno producendo, letteralmente non stanno lavorando. Ecco, questo è particolarmente importante, questo è l'andamento del risparmio a partire dal 1990, qui ci fermiamo al 2010. Qual era la situazione del risparmio italiano nel 1990, quindi gli anni della liretta, come vengono chiamati con disprezzo? Allora, è molto importante soprattutto questa linea qui, la linea verde, che è la propensione al risparmio, cioè fatto 100 il reddito, quanto risparmiavano le famiglie italiane nel 1990? Il 23%. Nel 2010, fatto 100 il reddito, sono arrivate a risparmiare poco più del 9%, cioè la capacità di risparmio delle famiglie italiane è meno che dimezzata. Gli ultimi dati che abbiamo disponibili, che qui non compaiono, sono di circa il 6,8%, quindi questa capacità di risparmio è in crollo verticale. E tutto questo non è un caso, poi vediamo perché. Qui riprendiamo nuovamente i dati del risparmio, vediamo questa linea rossa è la variazione della ricchezza netta del settore privato a partire dal 96 fino ad arrivare al 2011. Vedete che qui c'è l'introduzione dell'euro fondamentalmente dal 2007 in poi, quindi quando vengono al pettine i nodi del sistema euro a causa anche dell'innesco derivante dalla crisi finanziaria degli Stati Uniti, vediamo che la variazione della ricchezza netta, qui siamo intorno a circa il meno 4%, poi dopo vedremo proprio i dati dell'ultimo anno. Questo è l'indebitamento del settore privato a partire dal 2000 arrivare al 2012 e come potete vedere quando lo Stato perde la propria capacità di creare moneta, che cosa fa il settore privato? La moneta non arriva più dallo Stato, può arrivare solo dalle banche, ma le banche creano crediti, non creano moneta, creano crediti e debiti e quindi l'indebitamento del settore privato è aumentato, direi qui quasi esponenzialmente, e vedete che qui nell'ultimo periodo si è fermato. Che cos'è questo? Questo è il credit crunch, quello che noi leggiamo come credit crunch. Che cos'è il credit crunch? Sono semplicemente le banche che non prestano più i soldi alle imprese, non erogano più i mutui ai privati e non prestano più i soldi alle imprese. Per cui se le imprese prima lavoravano ad esempio con uno scoperto di 50.000 euro con la propria banca di appoggio, ricevono una telefonata dal direttore della banca che dice al titolare dell'impresa: guarda, sai che cosa c'è? Tu avevi uno scoperto di 50.000 euro fino ad oggi,
entro un mese il tuo scoperto diventa di 20.000 euro, quindi devi rientrare di 30.000 euro. E questo sulle piccole imprese che hanno ovviamente una liquidità, una capacità di scorte di liquidità bassissima, che cosa significa? Significa bloccare qualsiasi tipo di investimento e spesso anche licenziare delle persone. Deprezzamento delle imprese, questo è l'andamento dell'indice FTSE-MIB. Che cos'è l'indice FTSE-MIB? È l'indice che praticamente misura quanto valgono i più grossi gruppi industriali quotati in borsa sulla borsa italiana. Questo numero indice valeva 40.000 punti quando l'Italia è entrata nell'euro, e qui l'ultimo dato rilevato eravamo a 15.764 punti, per cui abbiamo un valore complessivo di mercato di questi grossi gruppi, quindi stiamo parlando di gruppi come Enel, Terna, Eni, messi tutti quanti insieme, che valgono meno della metà di quello che valevano nel 2001 sul mercato. Adesso vediamo i numeri del 2012, quindi un anno di governo Monti. Quindi nel novembre del 2011 Mario Monti ha iniziato a salvare l'Italia, ha terminato di salvare l'Italia da poco. Adesso vediamo i risultati. Dunque il PIL, quindi il prodotto interno lordo, in un anno ha fatto meno 2,3%. Il tasso di disoccupazione è passato dal 9,3 all'11%. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire più 1,8 punti percentuali, ma rapportato a quello che era il numero significa che la disoccupazione è aumentata del 20% in un anno. Okay? Il tasso di disoccupazione giovanile è passato al 37%, i disoccupati totali sono aumentati di 500.000 in un anno, quindi siamo a quasi 3 milioni di disoccupati. Il reddito delle famiglie è diminuito del 2%, la spesa delle famiglie è diminuita di quasi il 4%, gli investimenti il meno 7%, l'indice di produzione industriale è a poco più dell'84%, vedete i prestiti alle famiglie sono diminuiti, alle imprese sono diminuiti, le sofferenze bancarie sono aumentate di 20 miliardi, il rapporto debito-PIL, che è quello che era stato presentato come il problema per cui doveva intervenire Mario Monti con il governo dei tecnici dietro al mandato della tecnocrazia europea, è peggiorato, quindi è passato dal 120% al 126%. Il rapporto deficit pubblico-PIL è passato dal 3,9 al 2,6, cioè lo Stato spende meno. Adesso poi vediamo che cosa comporta questo. Sono aumentate le esportazioni del 3,6%. Okay? E anche questo aspetto, che è uno dei pochi numeri che vedete che va in positivo, non è casuale. Cioè, perché aumentano le esportazioni? Che cosa fa uno Stato, un sistema economico per aumentare le esportazioni, tanto più in produzioni che hanno una elevata incidenza della manodopera come il settore manifatturiero? Comprime i costi del lavoro, cioè paga meno le persone, utilizza forme di lavoro precario, forme di lavoro flessibile. Okay. Allora, che cosa è successo? Questo è stato pubblicato su tutti i giornali a gennaio. Adesso vediamo di capire che cosa è successo e perché. Deficit pubblico in calo, quindi sono aumentati gli introiti fiscali e sono crollati i consumi. Per cui noi abbiamo da una parte lo Stato che incassa più soldi, dall'altro lato le famiglie e le imprese che riescono a spendere sempre meno. La correlazione non è casuale, i due estremi di questo problema sono strettamente interdipendenti e adesso vediamo perché. Allora, questa immagine schematizza il funzionamento dei bilanci settoriali. Sulla base di questo sistema che io adesso vi illustro molto rapidamente, la Gran Bretagna decise, dietro consiglio dell'economista Wayne Godley, che è uno degli economisti padri dell'MMT che abbiamo visto all'inizio, la Gran Bretagna decise di non entrare nell'euro, quando gli stati stavano decidendo di entrare nell'euro. E
E se ne guarda, oggi ovviamente che i fatti hanno dimostrato che quell'analisi era corretta, cioè il fatto che per uno Stato entrare, aderire alla zona euro fosse un qualcosa di estremamente gravoso e anche insostenibile, la Gran Bretagna oggi si guarda bene dall'aderire alla zona euro, così come tutti gli stati che hanno ancora una loro sovranità e che sono ancora fuori dalla zona euro. Allora, un sistema economico di uno Stato può essere suddiviso in due grandi settori. Uno è il settore governativo e l'altro è il settore non governativo. Ok? Nel settore governativo chi c'è? C'è lo Stato e tutto quello che è amministrazione che dipende dallo Stato. Nel settore non governativo ci sono le famiglie e le imprese, quindi tutte le famiglie e tutte le imprese di quella nazionalità. Poi c'è il settore estero. Il settore estero chi è? Sono tutti i governi e tutte le imprese che sono fuori dal nostro Stato. Ok? Allora, che cosa succede nel settore non governativo quando ci sono delle transazioni economiche? Succede che ci sono dei soggetti che scambiano tra di loro dei beni reali contro dei beni finanziari e c'è una ricchezza finanziaria originaria che però nel suo aggregato non cambia a seguito di questi scambi. Facciamo un esempio. Nel settore non governativo, quindi nel settore privato, ci sono due soggetti. Uno sono io e uno è il signore che c'è seduto qui di fronte a me. Io ho una ricchezza finanziaria che è pari a un soldo. Lui è un edicolante che ha un'edicola e vende i giornali, quindi lui ha dei beni reali che sono questi giornali. La nostra ricchezza finanziaria complessiva, noi siamo il settore non governativo, è pari a un soldo. Se io vado da lui e compro un giornale da lui, io acquisisco il suo giornale e lo pago con un soldo. Ok? La nostra ricchezza finanziaria complessiva dopo questa operazione è sempre di un soldo, ha semplicemente cambiato di mano. Prima ce l'avevo io e adesso ce l'ha lui. Noi potremmo scambiarcelo migliaia di volte, ma resta sempre un soldo. La ricchezza finanziaria non aumenta. Adesso introduciamo però un altro soggetto nel nostro sistema economico, che è il settore Gov. Gov chi è? È lo Stato. Lo Stato che cos'è? È un'entità a cui noi abbiamo conferito una capacità particolare, che è la capacità di creare la moneta dal nulla. È quello che gli Stati possono fare dal 1971 in poi, gli Stati che hanno la propria sovranità monetaria. Questi Stati chi sono? Sono tutti gli Stati che sono fuori dall'area euro e che hanno la loro piena sovranità monetaria, per cui parliamo di Giappone, Canada, Australia, Norvegia, Turchia, tutti gli Stati che hanno piena sovranità. Allora, quindi torniamo al nostro esempio. Siamo in una situazione dove il settore privato ha un soldo di ricchezza finanziaria, ok? Non reale, finanziaria. C'è questo soggetto qui, che è lo Stato, che va da lui e gli chiede di vendergli un giornale. Lui vende un giornale allo Stato, lo Stato crea dal nulla un soldo, paga questo giornale all'edicolante. A questo punto, nel settore non governativo, la ricchezza finanziaria non è più di un soldo, ma è di due soldi. Uno è quello che avevo io, che era la nostra ricchezza finanziaria originaria, poi c'è in più questo nuovo soldo che viene immesso dallo Stato nel settore non governativo. Lo Stato ha un foglio di bilancio dove scrive -1 e il settore privato ha adesso +1 come ricchezza finanziaria. Con questa creazione di moneta, che cosa ha fatto lo Stato? Ha dato un pezzo di carta che non vale in sé nulla, vale un soldo, e in cambio ha acquisito una ricchezza reale, un bene reale, che in questo caso è il giornale, ma potrebbe benissimo essere un'ora di lavoro. Okay? Quindi se nel nostro settore non governativo ci fossero dei disoccupati, lo Stato con questo sistema potrebbe creare tutti i soldi necessari a acquisire le ore di lavoro di queste persone disoccupate. Per cui che cosa succede qui dentro? Succede che tutto quello che è debito registrato come debito di Gov diventa un risparmio di non Gov
e diventa soprattutto attivazione e creazione di ricchezza reale, godimento di ricchezza reale. Se lo Stato, anziché un giornale, compra un'ora di lavoro di un medico, in cambio di quel pezzo di carta che lo Stato ha creato dal nulla e che non ha valore, sta acquisendo il lavoro di un medico, che è una risorsa poi per tutta la collettività. Lo Stato la utilizza per tutta la collettività. Chi può fare questa operazione, cioè immettere ricchezza finanziaria nel settore non gov? Teoricamente lo potrebbe fare anche estero, ma ci sono due problemi. Il primo è che estero è formato da un insieme di soggetti che hanno come proprio obiettivo anche loro accumulare ricchezza finanziaria, per cui anche loro come noi cercheranno di accumulare crediti nei nostri confronti e di farci indebitare nei loro confronti. E inoltre c'è poi il punto fondamentale, che è il fatto che lo Stato, cioè Gov, è un'entità che è creata per il benessere della collettività, mentre estero è un'entità autonoma, è un qualcosa che è completamente fuori dal controllo di non Gov. Per cui l'unico soggetto che può operare per il benessere pubblico e creare ricchezza finanziaria per ottenere questo benessere pubblico e per creare risparmio privato è lo Stato, nel momento in cui lo Stato ha la sua sovranità monetaria. Ma se lo Stato non ha più quella capacità di creare dal nulla quel pezzo di carta che vale un soldo, che cosa significa? Significa che quel soldo lo dovrà andare a prendere a prestito da qualcuno. Ok? Lo dovrà andare a prendere a prestito e poi lo dovrà restituire. Per cui dovrà spendere 100 e prelevare 100 nel settore privato. E questo è il pareggio di bilancio che è stato inserito in Costituzione. Da adesso e per il futuro lo Stato si è impegnato con il voto unanime di quasi tutti i partiti che erano in Parlamento, si è impegnato a immettere 100 nel settore privato e prelevare 100 più gli interessi. Quindi lo Stato si è impegnato a impoverire tutti noi anno dopo anno, e questo è una semplice verità contabile. A questo punto come si può uscire da questa situazione? Gli obiettivi del programma MMT sono l'uscita dall'Eurozona e l'acquisizione della sovranità politica, fiscale e monetaria, il raggiungimento della piena occupazione, che abbiamo visto lo Stato può ottenere perché non è finanziariamente vincolato nella spesa effettuata nella propria valuta, il rilancio della capacità produttiva, la ristrutturazione del sistema finanziario, del sistema bancario e il pieno godimento dei diritti sociali. Che cos'è oggi il costrutto dell'Eurozona? Il costrutto dell'Eurozona è questo, è un sistema politico, un sistema monetario, un sistema fiscale che ha creato una depressione artificiosa dell'economia dei paesi del sud Europa, in particolare dell'Italia, indotta dalla contrazione monetaria. È quello che sentite in giro se andate al bar. Se chiedete alle persone perché le cose vanno male, vi rispondono che le cose vanno male perché non ci sono soldi in giro. Ed è la verità, le cose vanno male perché non ci sono soldi in giro. Ci sono i disoccupati che vogliono lavorare, ma non ci sono i soldi in giro per farli lavorare. La BCE non intende intervenire, la BCE oggi è l'unico soggetto in Europa che ha la capacità di creare la moneta dal nulla, che è invece la capacità, la prerogativa degli stati sovrani. L'Unione Europea e la BCE, vi ricordate la famosa lettera della BCE dell'estate scorsa, impongono e applicano attraverso gli stati delle politiche recessive di austerità che necessariamente mantengono la disoccupazione elevata. Okay? Quindi questo è fatto in modo, è una scelta politica deliberata. Rifiutano il ruolo della spesa a deficit positiva da parte dello Stato, cioè rifiutano che lo Stato possa o per tramite della BCE possa creare dal nulla a deficit un soldo, un pezzo di carta che vale un soldo per pagare un'ora di lavoro di un medico, e agitano fra l'altro questo spauracchio dell'inflazione, che è un qualcosa che in una situazione di crollo devastante della domanda aggregata come quello in cui si trova
l'Europa non è assolutamente un pericolo, e tutto questo è stato imposto di fatto e subito dall'Italia in forza di questi trattati fondanti che ledono delle sovranità costituzionali e che non sono mai stati approvati in Italia con dei passaggi di tipo costituzionale. La Costituzione italiana oggi di fatto è esautorata da un trattato che è il Trattato di Lisbona, che è stato scritto e approvato tra il 2007 e il 2008 e che per bocca di Giuliano Amato, che era il team leader del gruppo che ha scritto questo trattato, fu scritto in modo tale da essere incomprensibile, perché se fosse stato comprensibile sarebbe stato sottoposto al referendum, sarebbe stato sottoponibile al referendum. Questo lo ha dichiarato Giuliano Amato nel 2007 al quotidiano EU Observer, quindi sono dei documenti pubblici, non sono dei complotti o delle cose che sono successe di nascosto, sono delle cose che sono state dichiarate apertamente e riportate dalla stampa. Tutta la struttura dell'Eurozona si fonda su un'ideologia neoclassica, di tipo monetarista, neoclassico e neoliberista, che escludono la finanza funzionale e il concetto di piena occupazione. Il sistema euro si fonda su una concezione della moneta, e questo è stato illustrato dal professor Parguet in diversi studi, che è la concezione tipica della scuola austriaca e mengheriana, che si poneva come obiettivo, una scuola che è nata negli anni 20, si poneva come obiettivo quello di far diventare la moneta un bene scarso, in modo tale da non farle perdere valore, e si proponeva di sottrarre agli stati la capacità di intervenire nell'economia, perché si fondava sul convincimento che la democrazia disperdesse la ricchezza. Ok, quindi questa è la radice teorica, economica dell'Eurozona, di quello che è l'Eurozona. Le politiche di Mario Monti, che hanno deliberatamente e con una energia, una radicalità mai viste, hanno realizzato tutto questo, sono da considerare un crimine contro l'umanità, perché la disoccupazione, la distruzione delle vite delle persone non può essere definita in altro modo se non un crimine contro l'umanità. Quindi gli obiettivi del programma sono il recupero della piena sovranità, la piena occupazione su base permanente, e questo deve essere un impegno dello Stato, i deficit positivi di rilancio della domanda e del PIL, il pieno Stato sociale, ristrutturazione del sistema bancario e parallelamente l'eliminazione del sistema di emissione dei titoli di Stato, che è un qualcosa che per uno Stato moderno non ha più nessuna ragione di esistere. Ecco, io adesso vi invito a soffermarvi un attimo su questo grafico. Questo grafico è l'andamento dei due valori principali, delle due variabili principali nel sistema economico italiano a partire dal 96, qui non si vede, arrivare fino al 2011. Qui in alto questa linea illustra il risparmio, il surplus finanziario del settore privato, ok? Mentre questo è il deficit dello Stato anno per anno. Come potete vedere, quando il deficit è alto, il risparmio finanziario è alto. Quando il deficit diminuisce e tende a zero, anche il risparmio tende a zero. E questa è semplicemente la rilevazione empirica di quello che abbiamo visto prima con i bilanci settoriali. Ok? Quando lo Stato non spende a deficit, il risparmio del settore privato si azzera. Quando lo Stato aumenta il deficit, il risparmio del settore privato aumenta. Questo andamento, questo tipo di andamento è lo stesso per tutti gli stati del mondo che vorrete analizzare. Allora, quali sono quindi le caratteristiche dello Stato pienamente sovrano? Prima di tutto questa: lo Stato è il monopolista della moneta fiat. Cosa significa? Significa che se io sono la Gran Bretagna, sono l'unico soggetto che crea le sterline. Se voi siete cittadini inglesi, se voi create delle sterline in uno scantinato, arriva la polizia e vi arresta. Io sono l'unico soggetto che crea le sterline e che le crea dal nulla, senza bisogno
per ogni sterlina che creo, di avere una corrispettiva copertura in oro o in altre valute. Semplicemente creo tutte le sterline che ho necessità di spendere. Ne impongo l'uso con le tasse. Quindi per lo Stato, a che cosa servono le tasse per lo Stato con moneta sovrana? Lo Stato con moneta sovrana non si finanzia e non si può finanziare con le tasse. Se io sono la Gran Bretagna, io non ho bisogno di tassare voi cittadini inglesi per avere le sterline, perché le sterline le creo io. Anzi è il contrario, se io per primo non spendo le sterline, voi non avete le sterline con cui pagare le tasse. È un semplice punto di logica. Per cui le tasse a me perché servono? Perché se voi sapete di dover pagare le tasse, nel momento in cui io, Gran Bretagna, vi voglio pagare beni o servizi in sterline, voi accettate le sterline, perché sapete che io vi imporrò le tasse in sterline. Quindi con le tasse io vi impongo l'uso della moneta che io creo dal nulla. Ok? Posso spendere fino a quando? Fino a quando voi accettate questi pezzi di carta che io creo dal nulla, io questi pezzi di carta li posso spendere e non posso fare default. Cioè, cosa vuol dire questo? Che se io contraggo dei debiti denominati in sterline, io non posso finire le sterline per pagare i miei debiti, per un motivo molto semplice, che le sterline le creo io, per cui io non finirò mai le sterline. Con questa spesa a deficit, quindi di questa moneta creata dal nulla, che cosa può fare lo Stato? Può occupare tutta la manodopera che è disponibile e che non viene occupata, e che è un'enorme perdita di benessere per tutta la collettività. Se io sono uno Stato, come è l'Italia, che ha 3 milioni di disoccupati e non posso far lavorare questi 3 milioni di disoccupati, perché non posso creare dei pezzi di carta e dirgli lavora per me in cambio di questi pezzi di carta, io sto rinunciando all'apporto lavorativo di queste 3 milioni di persone. Io con queste 3 milioni di persone potrei fare veramente tantissime cose che farebbero stare meglio tutti, farebbero stare meglio le persone che lavorano e farebbero stare meglio tutta la collettività. Ecco, molto importante, poi questo è un punto che tanto ci ritorniamo anche dopo, tutto quello che è stato fatto nell'Italia distrutta dal dopoguerra è stato fatto così, è stato fatto con la spesa a deficit, quindi è stato fatto creando dei pezzi di carta dal nulla. Quindi a questo punto, siccome lo Stato è il monopolista della moneta, ha anche un dovere ben preciso, ha il dovere di creare moneta in quantità sufficiente perché tutti quanti possano lavorare e tutti quanti possano pagare le tasse e tutti quanti possano risparmiare. Ok, questi sono i 3 doveri principali da parte dello Stato sovrano. Come funziona la macroeconomia dello Stato sovrano? Come funziona il rapporto tra importazioni e esportazioni? Il sistema economico in cui siamo inseriti oggi punta a portare le imprese ad esportare il più possibile. Ma esportare il più possibile che cosa significa? Significa che dal nostro sistema economico escono beni reali e ricchezza reale ed entrano che cosa? Entrano pezzi di carta, entrano beni finanziari. Voi prendete la situazione del Giappone rispetto agli Stati Uniti nel dopoguerra. Ok, il Giappone è uno Stato che esporta, ha sempre esportato. Se nel dopoguerra gli Stati Uniti avessero detto, siccome noi abbiamo vinto la guerra, imponiamo al Giappone che ogni anno costruisca 3 milioni di macchine e ci mandi negli Stati Uniti 3 milioni di macchine, noi in cambio gli mandiamo dei pezzi di carta. Questa sarebbe stata concepita come una forma di occupazione militare, perché avremmo avuto uno Stato con delle persone che lavoravano, creavano beni reali, li mandavano in un altro Stato in cambio di pezzi di carta. Bene, questo è esattamente quello che è successo per 50 anni tra Giappone e Stati Uniti, cioè il Giappone, che ha esportato macchine negli Stati Uniti, ha avuto in cambio pezzi di carta e numeri su un computer. Ora,
Questo ci fa capire come chi si è privato di ricchezza reale non è gli Stati Uniti che ha creato i pezzi di carta e i numeri sul computer, ma è il Giappone, che ha creato milioni e milioni di macchine per anni e le ha mandate negli Stati Uniti in cambio di numeri su un computer. Quindi se domani gli Stati Uniti dovessero dire il computer si è guastato, i vostri numeri non ci sono più, resterebbe il fatto che il Giappone ha creato tutta questa ricchezza reale e l'ha mandata negli Stati Uniti in cambio di qualcosa che è svanito nel nulla. Quindi la esportazione è perdita di ricchezza reale per lo Stato come moneta sovrana, mentre l'importazione è acquisizione di ricchezza reale, perché nel nostro Stato che cos'è la ricchezza reale? È tutto quello che produciamo qui dentro in un regime di piena occupazione più tutto quello che gli altri ci mandano. Questa è l'economia dei beni reali. Il settore finanziario, il settore bancario è prevista nel programma la ristrutturazione del settore bancario, che di fatto è costituito da enti che devono operare per finalità pubbliche, la cui esistenza è prevista per ottemperare a delle finalità pubbliche, con l'eliminazione in blocco del settore finanziario speculativo, che non apporta nessun vantaggio all'economia reale, ma anzi la danneggia pesantemente, l'eliminazione di tutte le funzioni bancarie che non perseguono il pubblico interesse e la eliminazione dell'emissione dei titoli di Stato. Questo perché? Perché lo Stato che crea la propria moneta non ha bisogno di emettere dei titoli di Stato per prendere in prestito i soldi, semplicemente crea la propria moneta e la spende. Che cosa succede nel momento in cui l'Italia dovesse uscire con questa uscita pilotata